Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Amministrative urne aperte sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. In Sicilia si vota in 71 comuni, 3 sono capoluoghi, Agrigento, Enna e Messina. Domani a partire dalle 15 su Telecolor, edizione speciale del Punto per seguire lo spoglio. La strage di Capaci 34 anni dopo. A Palermo le manifestazioni in ricordo dell'eccidio dove ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Un incendio doloso ha devastato lo storico lido Esagono di Aci Castello nel Catanese. Le fiamme hanno distrutto parte dei solarium e diversi materiali in legno. Indagano i carabinieri. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. A Messina, violenta la figlia della compagna, 51enne, arrestato in flagranza con l'accusa di atti sessuali su una 14enne. La segnalazione è partita dalla scuola. A Catania, a bordo di uno scooter non si ferma ad alta, investe un agente della polizia locale, identificato e arrestato un 21enne. Ancora allarme e sicurezza nella zona del Castello Ursino a Catania, furto in un negozio di pelletteria, mentre un uomo si denuda in piazza, luogo di spaccio. Residenti e commercianti chiedono un presidio fisso delle forze dell'ordine. Calcio, alle 20 la gara di andata della semifinale play-off tra Ascoli e Catania, rossazzurri alle prese con assenze importanti. In attacco Toscano punta sull'ex turno forte. Appuntamento con diretta stadio su Telecolor dalle 19:30. Bentrovati e buona domenica. Urne aperte anche in Sicilia. Oggi e domani si vota per le elezioni amministrative in 71 comuni con circa 929.000 elettori chiamati a eleggere sindaci e consigli comunali, inclusi i capoluoghi di Agrigento, Enna e Messina. Nel Catanese si vota in diversi centri, tra cui Bronte, Randazzo, Pedara, Mascali, Trecastagni, Caltabiano, Milo, San Giovanni La Punta e San Pietro Clarenza. Le urne saranno aperte oggi sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, con eventuale ballottaggio a inizio giugno. Lunedì alle 15, a chiusura delle urne, seguiremo i risultati con un lungo speciale del Punto su Telecolor, con collegamenti, inviati, ospiti e approfondimenti. 34 anni fa Cosa Nostra uccideva a Capaci il giudice, simbolo della lotta alla mafia, Giovanni Falcone, assieme alla moglie Francesca Morvillo e agli uomini della sua scorta, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. A Palermo è stata una giornata di commemorazioni, ma anche di impegno per riflettere sulla riorganizzazione di Cosa Nostra. Marco Gullà. A seguito di attentato avvenuto in Palermo, attentato dinamitardi in Palermo, controllare tutti quelli che escono dall'autostrada. Sono gli audio dei poliziotti intervenuti a Capaci il 23 maggio del 1992. Momenti di panico, di paura. 34 anni sono passati, una data impressa a fuoco nella storia della Repubblica Italiana. Anche 34 anni fa era sabato, lungo l'autostrada 29, nei pressi dello svincolo di Capaci, un attentato dinamitardo sventrò l'asfalto e scosse l'intero paese, strappando alla vita il magistrato simbolo della lotta a Cosa Nostra Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro. Diverse oggi le manifestazioni a Palermo per fare memoria di quella strage che, come ha ricordato il presidente Mattarella, ha segnato la storia della Repubblica. Alle 17:58, orario della strage, il minuto di silenzio davanti l'albero Falcone. Questa mattina ricordo a Palazzo Iunga, alla Fondazione Falcone, alla presenza dei ministri dell'Interno Piantedosi, della Giustizia Nordio, della Cultura Giuri, dello Sport Abodi. Purtroppo queste sono stagioni che incrociano temi giudiziari e temi storici. Tanto è stato fatto anche da quel punto di vista, tanto ecco perché è importante stare qui anche oggi in occasioni come queste. Mantenere viva la memoria significa anche contribuire a fare in modo che non ci sia mai la negazione della verità e che i tasselli che mancano siano ricostituiti negli anni. Per un ex magistrato, collega di Giovanni Falcone, io mi sento ancora magistrato, prima ancora che ministro, e quindi è particolarmente emozionante, anche perché entrambi abbiamo rischiato la vita. Io quando indagavo sulle Brigate Rosse e lui sulla mafia. Si deve parlare di lotta alla mafia, non pensando che abbiamo vinto con quelle stragi, ma che dobbiamo continuare a ricordarla. Falcone
fatto si è verificato un po' prima dell'arrivo di Capaci, c'è tutto il terreno sventrato, il ferito lo stanno portando via in questo momento. Ed è stata una giornata intensa ieri a Palermo, c'è stato anche il corteo degli antagonisti da un lato e la cerimonia di nascita del Parco Regionale della Memoria dall'altro. Alle manifestazioni della Fondazione Falcone se ne affiancano tantissime altre. Manlio Viola. Piazza Vittorio Emanuele Orlando, lo spazio antistante il Palazzo di Giustizia di Palermo, torna protagonista anche nel pomeriggio di questo 23 maggio. Dopo aver ospitato la manifestazione degli studenti ai quali questa mattina si è rivolto il presidente del Tribunale di Palermo, Pier Giorgio Morosini, dalle 15 al grido "finché avremo voce" contro silenzi e depistaggi di Stato, si sono concentrati gli antagonisti per il corteo organizzato dalla CGIL e da 40 associazioni. Giovani e meno giovani sono partiti proprio da lì per raggiungere l'Albero Falcone per partecipare al minuto di silenzio e di ricordo ufficiale, l'unico momento in cui le manifestazioni ufficiali e quelle antagoniste si toccano. Con gli antagonisti c'era anche il magistrato Nino Di Matteo. Si arriverà alla verità se tutte le istituzioni e tutto il popolo italiano lo vorrà. In questo momento i segnali non sono positivi, c'è una grandissima fetta del Paese e del potere delle istituzioni che vuole archiviare per sempre quelle pagine di storia, considerando soddisfacente l'esito della condanna dei mafiosi, che è un esito importante ma che non ha ricostruito tutta la verità. Proprio i processi che si sono fatti, le indagini che si sono celebrate, fatte a Palermo, a Caltanissetta e a Firenze, dimostrano che non fu solo Cosa Nostra. Sempre nel pomeriggio il Giardino della Memoria in territorio di Isola delle Femmine è diventato Parco Regionale della Memoria, l'area che ospita anche la teca con quel che resta della Quarto Samona 15, l'auto di scorta di Giovanni Falcone, acquisisce una nuova denominazione e una nuova importanza. Un risultato ottenuto grazie alle lunghe battaglie di Tina Montinaro, la vedova di Antonio, il caposcorta del giudice morto con lui. È proprio un luogo intriso del sangue versato quel sabato di 34 anni fa, quando l'auto blindata sulla quale viaggiavano Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani saltò in aria disintegrata da 500 kg di tritolo e finì la sua corsa proprio in quel terreno. Anche Catania si è mobilitata con l'iniziativa Capaci di partecipare nel piazzale antistante il Palazzo di Giustizia. Memoria, coraggio, legalità, partecipazione, le parole alla base della manifestazione organizzata dall'Associazione Nazionale Magistrati, dal Consiglio Notarile e dall'Ordine degli Avvocati, con la partecipazione di Città Insieme e Agesci. La scalinata della legalità è stata allestita dagli studenti del liceo artistico Emilio Greco. La musica invece è stata curata da Musica Insieme a Librino. In occasione della giornata della legalità ha fatto tappa a Catania, al molo di Levante, la Mare Nostrum D, che è la nave che da bene confiscato al traffico di migranti è diventata una motonave ed è diventata simbolo di legalità. Emanuele Corsi. La Mare Nostrum D, che all'epoca Oceanis 473 è una storia di resilienza e di rinascita. Da luogo di illegalità e sofferenze oggi è diventato un simbolo di speranza, soprattutto per i giovani. Su questa motonave gli scafisti trafficavano donne, bambini, anziani. All'interno ci sono ancora i resti di quel passato doloroso, come questo pizzino scritto presumibilmente da un trafficante di vite umane. Oggi, grazie all'Archeo Club d'Italia, ritorna in Sicilia, dove fu sequestrata nel 2023, con una nuova missione: insegnare la cultura della legalità ai giovani e sottrarli agli ambienti criminali. Stiamo facendo un percorso di rigenerazione, ma soprattutto per farla rivivere in una maniera sotto aspetti diversi. Lo stiamo facendo con una serie di progettualità che coinvolgono anche i ragazzi dei centri di giustizia minorile, proprio per far capire che l'ambiente mare è un ambiente diverso, un ambiente pulito, è un ambiente che può creare delle sinergie. Il viaggio della Mare Nostrum D, che è partito da Napoli, ha fatto nuovamente tappa a Catania, al molo di Levante, in occasione della giornata della legalità, dedicata a tutte le vittime della mafia. Oggi il messaggio da mandare è proprio questo, quello di non trasformare queste commemorazioni in vere e proprie liturgie, nelle quali ci si dimentica quali sono le ragioni che stanno alla base della malattia sociale che è la mafia, e si cerca di contrastare i fenomeni soltanto dal punto di vista immediato, dei loro effetti più immediati. È un messaggio da rivolgere ai giovani, alle persone che hanno la responsabilità di formare altre persone. Un impegno che deve partire dalla scuola.
I ragazzi devono conoscere lo Stato, quello che sono praticamente le attività dello Stato e degli uomini di Stato. Dopo Catania il viaggio della motovela della legalità proseguirà ad Augusta, poi a Riposto e infine lascerà la Sicilia per arrivare a Reggio Calabria il 29 maggio. Un grave incendio di natura dolosa ha colpito il Lido Esagono, storico stabilimento balneare della scogliera di Aci Castello, che ha appiccato il fuoco è arrivato dal mare. Risalendo la scogliera ha innescato le fiamme che hanno coinvolto soprattutto il solarium, dove erano stoccate le tavole e le strutture in legno pronte per essere montate per la prossima stagione estiva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. I carabinieri hanno avviato anche le indagini eseguendo i rilievi tecnici e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza del Lido e delle attività limitrofe per identificare i responsabili. E a Messina è stato arrestato in flagranza un 51enne per atti sessuali con una 14enne, la figlia della compagna. L'indagine è scattata dopo la segnalazione della scuola della ragazzina. Francesco Triolo. Una brutta storia di degrado sociale e familiare, una vicenda che ha scosso un'intera comunità scolastica, perché l'indagine sugli abusi sessuali di un 51enne ai danni di una minore 14enne, figlia della compagna, è scaturita proprio da una segnalazione da parte della scuola. L'uomo è stato arrestato in flagranza ieri sera da una pattuglia dei carabinieri nei pressi di Zafferia, zona sud della città, in auto con la ragazzina, e ora si trova rinchiuso nel carcere di Gazzi con l'accusa di atti sessuali col minore. L'arresto è arrivato dopo una delicata indagine scaturita, come detto, dalla segnalazione della scuola, zona centro-nord di Messina, frequentata da una ragazza di 14 anni. Tra i docenti, infatti, c'era il sospetto che la studentessa fosse vittima di abusi sessuali nell'ambito del contesto familiare. Ieri sera, durante un pattugliamento, l'uomo è stato sorpreso mentre era appartato in una zona isolata del quartiere di Zafferia in compagnia della minore, intento a compiere alcune pratiche sessuali a bordo della propria autovettura. È subito scattato l'arresto, mentre la 14enne è stata portata al policlinico per essere visitata e poi è stata affidata al padre. Le indagini della procura stanno proseguendo per valutare anche la posizione della madre, che al momento non è indagata. A Catania vi mostriamo le immagini rocambolesche. Non si ferma un giovane all'alta e travolge un agente della polizia locale che finisce in ospedale. Il giovane, inquadrato dalle telecamere, è stato arrestato per resistenza pubblica ufficiale e lesioni personali. Tonino De Mano. Non si ferma all'alt, anzi accelera e travolge un agente della polizia locale che finisce rovinosamente a terra. È successo in via Cavalieri a Catania, dove l'ennesimo episodio di sfrontatezza è costato caro ad un rappresentante delle forze dell'ordine. I fatti: intorno alle 17:30 di ieri una pattuglia della polizia locale è stata chiamata per un passo carrabile occupato da un'auto in sosta selvaggia. È in quel momento che sul posto in via Cavaliere, all'altezza del civico 18, è piombato uno scooter con 2 persone a bordo e il cui conducente era senza casco. Uno degli agenti fa segno di fermarsi per un controllo, ma il mezzo a 2 ruote prosegue la corsa fino a travolgere il malcapitato vigile urbano, che riporta ferite alla spalla, al polso e al ginocchio, guaribili in 5 giorni. La visione delle telecamere, dei sistemi di videosorveglianza e il racconto di alcuni testimoni sono stati fondamentali per risalire alla targa e quindi al proprietario dello scooter, un 21enne di Catania che è stato arrestato per resistenza pubblica ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Solidarietà e ferma condanna è stata espressa da tutta l'amministrazione e dal comando, secondo cui l'episodio è grave e vergognoso. Stiamo al fianco di tutti i nostri uomini sulla strada e nelle piccole e grandi difficoltà di tutti i giorni, ha dichiarato il dirigente operativo Stefano Blasco. Abbiamo, con l'amministrazione comunale, il sindaco, l'assessore e il comandante, l'impegno di dare alla città una polizia municipale d'eccellenza ed è a questo che lavoriamo quotidianamente. Adesso una breve pausa, poi parleremo della crisi idrica ad Agrigento e delle situazioni della piazza di Svevia a Catania. A tra poco. Carenza di acqua nell'Agrigentino, 12 comuni metteranno a disposizione di AICA le autobotti comunali per garantire la distribuzione idrica nelle zone più colpite dopo il fermo degli autotrasportatori privati. Davide Sarto.
Rubinetti a secco, famiglie esasperate e cittadini costretti ad inseguire anche una sola goccia d'acqua. Nell'Agrigentino continua l'emergenza idrica. Dopo il fermo degli autotrasportatori privati, in molti comuni la situazione è diventata ancora più difficile. Per questo 12 amministrazioni locali hanno deciso di aiutare AICA mettendo a disposizione le autobotti comunali. La decisione è stata presa durante il vertice convocato dal prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo. Entro lunedì saranno firmati gli accordi tra i comuni e il gestore idrico. Le autobotti serviranno a portare acqua nelle zone più colpite e alle famiglie rimaste senza rifornimento. Dal 9 di maggio si sono bloccati gli autobottisti e non c'è nessun modo di avere l'acqua. Anche andando a prendere i famosi ticket, ci sono tempi d'attesa lunghissimi. Come si fa? Parliamo di un bene primario. Siamo abusivi, lo sappiamo. Perché non tenuto a dettare tutto questo tempo? Come si vive senza acqua? Malissimo, malissimo, anche perché se basta andare alla fontana principale che abbiamo noi, Buon Volume, è piena, e poi uno quando acqua può trasportare con un mezzo, cioè è una vita che non si augura a nessuno. Una misura straordinaria per affrontare una crisi che continua a creare forti disagi in tutta la provincia. E a Catania residenti e commercianti della zona del Castello Ursino sempre più allarmati per gli episodi che si ripetono quotidianamente. Sentiamo Tonino De Mano. Sotto assedio, ostaggio di criminali, sbandati, ubriachi e drogati, pronti a tutto pur di acquistare la dose, i prevalenza crack. Da piazza Federico II di Svevia a piazza di Spaccio, da zona turistica a zona da evitare di giorno e di notte, con inquietanti episodi che non lasciano dormire sonni tranquilli. Residenti commercianti titolari di B&B da tempo denunciano una situazione insostenibile, tanto da chiedere un presidio fisso, non passaggi saltuari, da parte delle forze dell'ordine. E intanto la zona del Castello Ursino continua a balzare agli onori della cronaca. Nelle ultime ore 2 gli episodi. Il primo ha visto protagonista un uomo che si è denudato in piazza, invendo contro tutto e tutti. In queste immagini l'intervento delle volanti. L'altro con l'irruzione e il furto in un negozio di pelletteria che s'affaccia su piazza Federico II di Svevia. Al nostro microfono il racconto della titolare. Si sono presi uno zainetto di 165 euro, qualche 4 portachiavi, 5 portachiavi di 40 euro. E una cintura di 60 euro, in più la ragazza delle pulizie aveva nella borsa 100 euro e se li sono presi pure. Però di quello che sto venendo a sapere c'è molto uso di crack. Per la cronaca, nel negozio preso di mira è il 7° furto con taccheggio in meno di 2 anni. Infine, dopo il nostro servizio denuncia, sono state rimosse le pedane abbandonate che facevano bella mostra di sé davanti ad un ristorante, naturalmente con vista sul Castello Ursino. Adesso una breve pausa e poi parleremo di calcio con il Catania impegnato questa sera ad Ascoli. A tra poco. Eccoci al calcio, stasera alle 20, gara 1 della semifinale playoff tra Ascoli e Catania, rossazzurri alle prese con assenze importanti, ma Toscano non perde la fiducia. In attacco si punta sull'ex di turno Forte. Sentiamo Francesco Triolo. Il sogno Serie B passa adesso da Ascoli Piceno. Catania scenderà in campo al Del Duca per la semifinale d'andata dei playoff contro l'Ascoli, un appuntamento al quale i rossazzurri arrivano dopo il doppio confronto ad alta tensione con il Lecco 0-0 in Lombardia e il pirotecnico 3-3 del Massimino, che ha regalato la qualificazione grazie al miglior piazzamento in classifica. Adesso però il livello si alza ancora, di fronte c'è un Ascoli che ha chiuso la regular season da protagonista con la promozione sfuggita per un soffio e che nei quarti ha eliminato il Potenza, una squadra solida con la miglior difesa del torneo e numeri da grande favorita. In casa Catania Domenico Toscano punta soprattutto sulla tenuta mentale e sul recupero delle energie dopo una settimana vissuta ad altissima intensità. Il tecnico rossazzurro prepara una gara di equilibrio, aggressività e ripartenze, sapendo che nei playoff ogni dettaglio può fare la differenza. Anche per questo Toscano sta valutando bene le condizioni dei suoi giocatori. Difficile, seguendo le parole del tecnico dopo la gara con Lecco, che possa rientrare Rolfini, ma nemmeno Lunetta e Corbari. E sono assenze che pesano.
Le soluzioni di Limporta, Gherardi, Miceli, Pieraccini con l'ipotesi Celli in difesa, mentre in mezzo Casasole e Donnarumma esterni, Di Tacchio e Quaini in mezzo, mentre per i trequartisti potrebbero iniziare Ciccerelli e D'Ausilio dietro l'ex Forte, così partirebbero in panchina sia Bruzzaniti che Jimenez. Sono i primi 90 minuti di un doppio confronto, ma sono quelli che possono indirizzare la corsa verso la finale. Il Catania ci crede e vuole continuare a inseguire il ritorno in Serie B. Appuntamento dunque questa sera con diretta stadio. Io mi fermo qui, prossimo appuntamento con Sicilia 24 alle 14. Grazie per averci seguito, buona domenica.